Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati. Forum Mediolanum di Assago Milano, il big match tra la X Armani Exchange Milano e l'Umana Reyer Venezia. Prima contro seconda del campionato italiano, c'è una differenza di punti in classifica, ma l'Umana Reyer vuole confermare la seconda posizione, confermare la crescita avvenuta nonostante l'eliminazione dalla Basketball Champions League nelle ultime giornate. Vuol cercare l'impresa sul campo di una squadra che in Eurolega finalmente, lo possiamo dire per il bene del basket italiano, sta facendo quello che i tifosi milanesi e appunto i tifosi italiani di basket da anni si aspettavano. È vicina alla conquista dei playoff della massima competizione continentale. L'Umana Reyer invece è uscita dalla Champions League per differenza canestri, ma la vittoria di ritorno sul terreno del Taliercio contro il Nizhny Novgorod e le ultime due vittorie raccolte in campionato fanno ben sperare in vista della fase decisiva della stagione. Si parte con il primo possesso nelle mani dell'Umana Reyer, che conferma il solito quintetto con Stone, Haynes, Bramos, Mazzola e il centro Mitchell Watt. Stone serve per Capitan Haynes, che ci prova da 3 punti e comincia con una tripla la partita dell'Umana Reyer. L'ex di turno Marquez Haynes a trovare il 3-0 al primo attacco degli Orogranata, oggi in maglia bianca. L'attacco di Milano con James, bel movimento, lo scarico per Nannali, buona la circolazione della AX che serve sotto canestro Tarczewski ed è il primo canestro anche per Milano. Un bel duello sotto le planche con Tarczewski sicuramente più solido rispetto a Watt, che però ha un dinamismo che potrà sfruttare negli 1 contro 1. Eccolo qui Watt che parte subito dal palleggio, va su, appoggia al tabellone, arriva l'errore però per l'Umana Reyer e il rimbalzo è per Milano, che attacca con Mike James. Ancora un gioco a 2 con Tarczewski, c'è però il fallo, lo commette Marquez Haynes e dunque Tarczewski, dopo il canestro che ha sbloccato la formazione milanese, andrà in lunetta, sbilancia l'avversario nel tentativo di recupero Marquez Haynes. È logico che se Mitchell Watt nel duello paga la fisicità dell'avversario, ancor più deve pagare Marquez Haynes, che è costretto dunque al fallo, mandando in lunetta Tarczewski, che segna il primo e dunque è parità dopo 1 minuto e 6 secondi di gioco al Mediolanum Forum di Assago. Secondo tiro libero per lo statunitense di Pianigiani, sbaglia il libero e dunque la situazione rimane sul 3 pari e l'Umana Reyer ha il possesso palla con Julian Stone. L'uscita ancora di Marquez Haynes che ci riprova da 3 punti, questa volta però non colpisce neanche il ferro, solo tabellone e Milano prova ad andare alla transizione, anche se l'Umana Reyer già schierata in difesa prova a rallentare la velocità di Milano, che ci prova dall'arco e trova la tripla con Nannali. Vantaggio dunque per la X Armani Exchange Milano con la tripla di Nannali. Vedete le percentuali elevatissime nel tiro da 3 dell'ex giocatore di Avellino, arrivato a stagione iniziata a rinforzare la formazione di Milano. L'attacco dell'Umana Reyer con la palla persa di Mitchell Watt, corre in contropiede Milano con Tarczewski che si incespica, ancora Nannali al traino con il sottomano dell'8-3, parziale aperto di 8-0 per Milano dopo la tripla iniziale dell'Umana Reyer con Marquez Haynes, ed è proprio il capitano a costruire il gioco per gli Orogranata. Un fallo lontano dalla palla, lo spende Tarczewski proprio per fermare Mitchell Watt. Abbiamo detto come questo sia uno dei duelli più interessanti. Milano che non ha Gudaitis infortunato, ma con Tarczewski rivediamo il netto fallo e l'altro centro Omic ovviamente ha 2 centri classici, possiamo definirli così, rispetto a un centro dinamico come Mitchell Watt, che viene adesso servito sotto canestro raddoppiato, riapre ancora una tripla per Marquez Haynes, questa volta il tiro è corto e ancora corre il contropiede James, che passaggio, che canestro di Della Valle, ma soprattutto il contropiede di James. 10-0, adesso time out per l'Umana Reyer, 10-0 dicevo di parziale, un assist assolutamente da rivedere, James dietro la schiena per Della Valle che appoggia al tabellone, azione assolutamente da
vedere e rivedere, non da provare se non si ha una classe come quella di Mike James. Dunque, dopo l'iniziale tripla di Marquez Haynes, in 2 minuti e mezzo la formazione di casa è riuscita ad allungare. Giustamente il coach Walter De Raffaele va a chiamare il time out. Ricordiamo che l'Humana Reyer non ha Darren Washington infortunato e dunque le rotazioni degli stranieri non sono più necessarie, con Kisling che era straniero di Coppa e dunque avrà ancora meno spazio adesso che la squadra è uscita dalla Basketball Champions League. Questo è il canestro di Nanna in precedenza, e Widmar che rientra a pieno titolo tra i 12, così come Marco Giuri che ormai è recuperato dall'infortunio. Vedremo quali saranno le scelte delle rotazioni dell'Humana Reyer, 2 squadre profondissime. Rivediamo ancora le percentuali con Milano perfetta al campo. L'unico errore è quello di Tarceschi nel tiro libero sul primo fallo commesso da Marquez Haynes. Intanto comunque 10-3 il punteggio per Milano, con l'Humana Reyer che riparte da Julian Stone. Non ci sono state sostituzioni nel quintetto degli Ologranata, che attaccano con il numero 5, l'uscita di Bramos che non riceve, lo scambio invece con Mitchell Watt. Un po' fermo l'attacco dell'Humana Reyer, ci prova, anzi no, Stone scarica per Watt che va dentro, riesce a liberarsi del pallone, poi arriva l'errore, attenzione allo scadere dei 24, ci prova ancora Marquez Haynes, ancora un errore, poi Watt tocca a rimbalzo, ma il possesso è nuovamente per Milano che continua a correre con fluidità. Nannali si avvicina al ferro, continua il 100% al tiro di Milano, continua il break del Armani Exchange, 12-0 aperto. Adesso c'è un fallo da parte di Amedeo Della Valle sul tentativo di portare avanti palla per l'Humana Reyer da parte di Stone. Primo cambio per l'Humana Reyer, va in panchina Mazzola, entra Austin Day. Dunque un cambio tra pari ruolo. Nelle ultime partite è sempre partito in quintetto Valerio Mazzola, con Austin Day che dopo aver saltato una partita è ritornato nelle rotazioni. 12-3 con parziale aperto per Milano, ci prova da 3 punti Stone, ancora una preghiera per l'Humana Reyer, ancora campo per Milano che ha un varco, lo scarico, la schiacciata di Tarceschi, troppo facile questo canestro. 14-0, si allunga ancora la striscia favorevole ai padroni di casa. L'Humana Reyer che non segna da oltre 3 minuti dopo la tripla iniziale di Marquez Haynes. Bisogna assolutamente ritrovarsi in attacco, vedete le percentuali ben diverse tra le due squadre. L'attacco dell'Humana Reyer con Michael Bramos che poteva prendersi la tripla, non lo fa, poi va a sfruttare il blocco di Mitchell Watt, sbaglia anche Bramos dall'angolo dove normalmente non erra, e dunque continua il break di Milano che allunga ulteriormente. Questa è un'altra giocata assolutamente da sottolineare di Mike James, la tripla 17-3 più 14 e 17-0 in parziale. Prova a interromperlo ancora l'Humana Reyer con una tripla, sbaglia Stone, niente da fare, non è riuscita a uscire nel migliore dei modi dal timeout. L'Humana Reyer con Milano che ci riprova ancora dall'arco, arriva un errore finalmente, possiamo dirlo, per l'Armani Exchange, ma prende palla Stone e va su Milano. Troppo facile ancora una volta per Nannali. 19-3, 19-0 di parziale. Vediamo se l'Humana Reyer si riuscirà finalmente a sbloccare la palla per Mitchell Watt che attacca, appoggia il tabellone, arriva finalmente il canestro che torna a muovere il punteggio per l'Humana Reyer. 19-5, sono trascorsi più di 4 minuti tra il primo e il secondo canestro dell'Humana Reyer, ma almeno si è fermato a 19-0 il break per Milano che è pronta ad effettuare un cambio, ma intanto attacca con Amedeo Della Valle che subisce un fallo, il fallo di Mitchell Watt, e vedo al porte 2 cambi per l'Humana Reyer con Tonut e De Nicolao pronti ad entrare in campo. Questa è la palla persa di Stone in precedenza, un po' di accademia anche per Brooks con l'assist di Tarceschi per il sottomano facilissimo da parte di James Nannali. Dunque in campo ci sono De Nicolao e Tonut per l'Humana Reyer che cambia dunque il pacchetto esterni, fuori Haynes e Stone, ma rimane in attacco la Armani Exchange Milano. Siamo quasi alla metà del primo quarto, ancora Mike James, a di fronte Austin Day, ci prova da casa sua Mike James,
si sospende addirittura il commento. Una tripla da 9 metri, praticamente la seconda consecutiva, questa volta con la mano in faccia di Austin Daye, del massimo vantaggio riscritto per Milano, più 17. Adesso un fischio e vediamo il fallo è di Brooks per Milano, è il terzo fallo di squadra per l'Armani Exchange. Ci prova De Nicolao a gioco fermo e non va a segno. Questa è la tripla, guardate cosa ha fatto James, da dove e con la marcatura di Day al quale non si può muovere nessun appunto, perché appunto questa è una gran giocata di Mike James, punto e basta. Dall'altra parte però c'è una gran giocata anche per Mitchell Watt sull'assist di Austin Daye e torna a segnare subito Luman Reyer con Tonut, che va a spendere il terzo fallo personale per evitare ancora un'accelerazione da parte dei padroni di casa. Fermato Mike James, che è letteralmente indiavolato in questo avvio di partita, anche se non è l'unico protagonista per Milano. Della Valle prova ad attaccare, tiro corto, il rimbalzo è di Andrea De Nicolao, prova Luman Reyer a battere subito il ferro finché è caldo con Andrea De Nicolao, il sottomano, un piccolo parziale per Luman Reyer, comunque importante, 22-9, mentre entra Omic per la formazione milanese sotto le planche. Si alza leggermente quella percentuale per gli Oro-Granata. Eccolo qui Omic che fa il suo debutto nella partita, mettendo ovviamente subito il pallone nelle mani di un compagno per costruire il gioco. È Amedeo Della Valle che supera la metà campo zona, almeno inizialmente per Luman Reyer, anzi no, sì, c'è una zona, perché adesso Andrea De Nicolao a marcare Della Valle, i cambi difensivi, attenzione a Omic, c'è Bramos al centro dell'area, c'è prova da 3 punti, Della Valle arriva ancora una tripla e torna più 16 Milano. 25-9, ultimi 4 minuti di primo quarto, l'accelerazione di Tonut, lo scarico nelle mani di Watt, si è costretti a ripartire da molto lontano con Andrea De Nicolao, la palla per Austin Daye che va a attaccare Omic, il rovesciato di Daye, l'errore, il rimbalzo per Brooks. Milano che può ancora una volta attaccare, ci prova da 3 punti, palla che entra ed esce, qui è sfortunata Milano, ma corre Luman Reyer in contropiede e arriva il sottomano di Stefano Tonut, una vera e propria invenzione di Austin Daye, secondo assist per il numero 9 che oggi sembra veramente al servizio della squadra, arriva finalmente alla doppia cifra da squadra di coach Walter De Raffaele quando ci avviciniamo agli ultimi 3 minuti. Austin Daye che va a spendere intanto il primo fallo del bonus per Luman Reyer, che è pronta ad inserire in campo Paul Biliga, prende il posto di Mitchell Watt e dunque Biliga, eccolo qui Watt in panchina, scelto come primo cambio dei lunghi con Widmar ancora seduto in panchina. Rimane in attacco Milano a più 14, ricordo che ha avuto anche 17 punti di vantaggio Milano, che pare abbastanza in controllo della partita anche se sta crescendo Luman Reyer. Il movimento di Burns, anche lui è entrato in campo ma sbaglia, buona la difesa qui da parte di Michael Bramos, poi è Austin Daye che va dentro, scarica per Andrea De Nicolao, il blocco di Biliga che poi si allontana, De Nicolao guadagna al centro dell'area, un canestro quasi impossibile, che impatto che ha avuto sulla partita Andrea De Nicolao, meno 12 per Luman Reyer che lentamente sta recuperando punto su punto sulla formazione di casa. Ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti del primo quarto. James, la finta, il tentativo da 3 punti, arriva all'errore, poi la lotta a rimbalzo premia Milano. Qui c'è una spinta netta da parte di Omic su Tonut, non ravvisata dagli arbitri, facilissimo segnare per Omic il canestro del 27-13. Comunque Luman Reyer non deve fermarsi, ha avuto un buon impatto dalla panchina Andrea De Nicolao che ancora costruisce il gioco. Lo scambio con Austin Daye, ancora De Nicolao col blocco di Biliga, ci prova anche da 3 punti Andrea De Nicolao, la tripla, meno 11 per Luman Reyer che continua a limare punto su punto, sta entrando, o meglio è già entrato in partita adesso a zona evidentemente 3-2 per Luman Reyer. Attenzione a Tonut sotto canestro ancora con Omic, ma arriva l'errore sul passaggio verso il centro di Milano, un po' di sufficienza qui da parte di Nannali con il passaggio per Omic, arriva la palla persa, ma Reyer che ha il possesso per tornare potenzialmente sotto la doppia cifra di ritardo, e sarebbe psicologicamente importante riuscire ad andare primo intervallo breve sotto i 10 punti di ritardo.
l'attacco dell'Umana Reyer. È entrato in campo intanto Nedovic al posto della Valle. Per Umana Reyer c'è anche Bruno Cerella al posto di Michael Bramos. Il tentativo di Tonut che viene stoppato, poi recupera il pallone ancora dentro e fuori, ci prova De Nicolao da casa sua, l'errore, il tocco a rimbalzo di Burns e la transizione di Nannali. Non riesce dunque l'Umana Reyer a tornare sotto la doppia cifra di ritardo. Adesso Nannali ad attaccare, buona la difesa dell'Umana Reyer che porta Milano verso gli ultimi 10 secondi dell'azione. Omic, palla in angolo per James, sotto per Nannali, bella assist per Omic, e qui applausi ancora per Milano, fa circolare perfettamente palla, torna a più 13, 29-16. Ancora un fallo da spendere per Milano quando entriamo nell'ultimo minuto. Il Umana Reyer è già al bonus, si prova Tonut da 3 punti, l'errore, il rimbalzo lungo nelle mani di Nannali. Pare che si sia interrotto almeno momentaneamente il tentativo di rientro dell'Umana Reyer. Nannali, palla ancora per Omic, chiede Nedovic al compagno di avvicinarsi al ferro marcato da Cerella. Ovviamente chiaro il mismatch a favore di Milano, ma Cerella regge in difesa. Il tiro di Omic, l'errore, il tocco di Dei, la palla recuperata da De Nicolao che lancia in contropiede per Paul Biliga. Il fallo di Nannali è il fallo del bonus, fa un po' anche al limite dell'antisportivo. Rivediamo il replay, tocca anche la palla, anche se l'intervento è chiaramente per evitare il facile canestro. In ogni caso ha saputo correre anche l'Umana Reyer dopo che Milano ha fatto della corsa il proprio principale assetto offensivo, ed è arrivato il fallo per Paul Biliga che va in lunetta ma sbaglia il primo tiro libero. E dunque si rimane sul 29-16 per Milano. Ci sarà comunque almeno un tiro anche per l'Umana Reyer, secondo libero a segno per Paul Biliga, 29-17. E questo sarà probabilmente l'ultimo attacco per Milano, che parte da Nedovic, marcato da Tonut. Arriva l'aiuto di De Nicolao, Nedovic accelera, alza il pallone, sbaglia Burns e la palla è nelle mani dell'Umana Reyer. Vedremo se deciderà di andare fino alla fine. Così è, meno 12, palla in mano. Giustamente il coach Walter De Raffaele dice di guardare anche il cronometro su De Nicolao. C'è Nannali, poi il cambio difensivo, accelera De Nicolao, lo scarico per Biliga, poi Tonut che va a attaccare il ferro, l'invenzione con il fallo di Burns, 1 secondo e mezzo, e anche Stefano Tonut sta entrando assolutamente in partita. Bella circolazione qui per l'Umana Reyer, poi il gran coraggio di Stefano Tonut che, sfruttando la propria esplosività, va ad attaccare al ferro, appoggia il tabellone e trova anche il fallo per il tiro libero, che darà ancora una volta, o meglio la seconda volta, l'opportunità all'Umana Reyer di tornare sotto la doppia cifra di ritardo. Manca 1 secondo e mezzo, dunque quello che auspicavamo. Intanto vediamo come va, il libero va a segno, e dunque l'ultimo possesso per Milano con James che ci prova da metà campo, arriva l'errore, e dunque ripeto, quello che auspicavamo è successo. Umana Reyer va all'intervallo sotto la doppia cifra di ritardo. Armani Exchange Milano 29, Umana Reyer 20. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Dunque un primo tempo un po' particolare, possiamo definirlo così, perché l'Umana Reyer aveva segnato il primo canestro, poi è arrivato un 19-0 di Milano, che ha toccato anche il più 17 su una tripla da 9 metri, almeno dobbiamo dire 9 metri, di Mike James. Ma punto su punto, soprattutto grazie all'ingresso di Tonut e De Nicolao, l'Umana Reyer è entrata in partita e si è riavvicinata nel punteggio, toccando appunto proprio sull'ultimo possesso il gioco da 3 punti di di Stefano Tonut. Vediamo Andrea De Nicolao, che è il miglior realizzatore dell'Umana Reyer dopo il primo quarto. Dicevo, sul gioco da 3 punti di Stefano Tonut è arrivato il primo ritardo in
cifra singola, non succedeva praticamente dal terzo minuto, quando era arrivato il canestro di Nannali del 12-3, adesso 29-20 per un Lumana Reyer che tira 2 su 3 dalla lunetta, poi abbiamo 6 su 13 da 2, 2 su 7 da 3, Milano che ovviamente, dobbiamo dire ovviamente perché ha una stazza da Eurolega e questo si sta vedendo anche nel gioco di questa sera, dicevo ovviamente avanti nel conto dei rimbalzi, 20-13, però ripetiamo l'inerzia sembra cambiata almeno nell'atteggiamento della partita, da meno 17 a meno 9 vuol dire che Lumana Reyer nella seconda metà del primo quarto ha recuperato 8 punti alla formazione campione d'Italia, alla capolista indiscussa del campionato italiano, alla formazione che sta rappresentando nel migliore dei modi l'Italia nell'Eurolega. Ripeto, è una partita che al di là di quello che dirà la classifica, perché comunque Milano ha un buon margine a 6 punti di vantaggio sull'Umana Reyer, ma può dare fiducia a livello mentale all'Umana Reyer, che poi sarà attesa nella partita successiva da un altro scontro diretto, una domenica particolare, perché sarà Umana Reyer contro Avellino e Cremona contro Milano, cioè le prime 4 della classifica che si incroceranno. Ma intanto c'è questa domenica nella quale si riparte dal più 9 per Milano, dentro Fontecchio, Cinciarini e Mizov per Milano, che attacca subito con Nedovic che subisce il fallo di Paul Biliga e dunque rivediamo ancora l'accelerazione di Nedovic, fallo abbastanza veniale quello di Paul Biliga, che con il braccio di Richiamo va a toccare sul fianco il numero 16 della formazione di Milano, che va in lunetta per riportare alla doppia cifra il vantaggio dell'Armani Exchange. Arriva subito il tiro libero del 30-20 per Milano, secondo libero a disposizione per Nedovic, che sbaglia, ma c'è il rimbalzo offensivo per Milano, che riparte da Cinciarini, ha di fronte De Nicolao. Cinciarini accelera, tiene aperto il palleggio l'ex giocatore di Reggio Emilia, marcato da un altro ex giocatore di Reggio Emilia, De Nicolao, che riesce a difendere bene costringendo all'errore l'avversario e poi recuperando il rimbalzo. Meno 10 dunque per l'Umana Reyer, che attacca ancora con Andrea De Nicolao, il movimento di Stefano Trut che viene servito, palla sotto per Austin Day, che arriva ad attaccare il ferro e con il rovesciato porta a meno 8 l'Umana Reyer, continua la rimonta degli Oro Granata, 8 punti da recuperare. Assolutamente c'è partita nel basket, mai dire mai, e la partita è lunghissima. Si è appena all'inizio del secondo quarto con Nedovic che attacca per Milano, servito Fontecchio, De Nicolao gli tocca il pallone, la palla fuori per Nedovic, la tripla non va, il tocco a rimbalzo di Tarceschi, vediamo a chi viene assegnata la rimessa nel contrasto con Biliga, giocatori di pari ruolo, ma si vede anche da questa immagine tocco abbastanza dubbio, credo che la palla sia data a Milano, comunque sì, così è. Chiede l'instant replay coach De Raffaele e non aveva tutti i torti, anzi viene addirittura richiamato da Loguzzo, che arbitra la partita assieme a Paglialunga e Belfiore. Dicevo, Biliga rispetto a Tarceschi ha parecchi centimetri di meno, le braccia sono più lunghe quelle del centro dell'Umana Reyer ed è per questo che lui gioca in questo spot, ma è chiaro che potrebbe soffrire nell'1 contro 1. Intanto Nedovic che tira, ma non c'è canestro perché il fallo di Andrea De Nicolao, ed è evidente, è arrivato prima della conclusione di Nedovic. De Nicolao ancora a marcare su Cinciarini, il pallone che raggiunge le mani di Fontecchio, ancora De Nicolao contro Fontecchio, buona la difesa, poi Mizov ci prova da 3 punti, arriva l'errore, la lotta a rimbalzo, il tocco di Austin Day in anticipo su Tarceschi, recupera Cerella che serve per Tonut, detto per 4 quinti italiano per l'Umana Reyer in questo momento sul parquet, con Andrea De Nicolao che prova ad attaccare il centro dell'area, va su, appoggia il tabellone, questa volta è corto sotto mano anche perché c'era la montagna di Tarceschi davanti, corre in contropiede Milano e ha dimostrato che quando può accelerare può far del male. Gran difesa qui da parte di Paul Biliga che impedisce la ricezione a Tarceschi, la rimessa sarà per Milano, qui chiaramente il tocco di Paul Biliga e c'è un cambio alle viste per l'Umana Reyer con Julian Stone che ritorna sul parquet al posto di Andrea De Nicolao.
Attacco con 16 secondi a disposizione per Milano, ovviamente complimentato dalla panchina di Nicolao, il cui ingresso in campo assieme a quello di Tonut ha aiutato Lumana Reyer a invertire la tendenza dell'inizio di primo quarto. Attenzione a Nedovic dall'arco, ci prova da 3 punti ed è sfortunato qui, per fortuna dell'Umana Reyer che ha il possesso sul -8 con Tonut. Day, ancora Tonut, fuori per Austin Day che finge la tripla, serve per Paul Biliga, il movimento di Biliga, il fallo di Nedovic, c'è pazienza nella circolazione dell'Umana Reyer che costringe la difesa di Milano a spendere un fallo e dunque ci sarà la rimessa per l'Umana Reyer, mentre è pronto a rientrare Bramos al posto di Bruno Cerella. Il primo fallo di Nedovic è anche il primo personale per la formazione di coach Pianigiani, in vantaggio di 8 punti, ma il pallone è nelle mani dell'Umana Reyer proprio con Michael Bramos. Prova ad uscire Tonut inseguito da Nedovic, l'accelerazione di Tonut che va su ma viene cancellato letteralmente da Tarceschi. Dall'altra parte il contropiede di Milano con il sottomano di Cinciarini, torna più 10 la formazione milanese, ma dall'altra parte c'è Stefano Tonut che subisce un fallo, ancora una volta attaccando al ferro. Il fallo è di Tarceschi, è il secondo personale per Tarceschi, quindi speriamo che non sia fatto male Tonut, che è andato comunque dentro con decisione come nell'azione, tanto rivediamo la stoppata precedente, quella pulita di Tarceschi, questa ovviamente pulita non è, viene letteralmente travolto Tonut. Ripetiamo, Tonut riesce ad attaccare il ferro, si è rialzato intanto e lo sottolineiamo con piacere, mentre Tarceschi va in panchina, secondo fallo sostituito da Omic. Tonut aveva già attaccato il ferro portando a casa canestro più fallo nell'ultima azione del primo quarto, adesso torna in lunetta ma riesce a dare quella potenza, quella dimensione di profondità, sbaglia però il primo tiro libero Stefano Tonut, che serve per l'Umana Reyer per avere doppia caratura sia dentro che fuori dal pitturato. Secondo libero per Stefano Tonut, stavolta va a segno, torna a -9, l'Umana Reyer 3-2, 2-3, si gioca da 2 minuti e mezzo nel corso del secondo quarto e costruisce il gioco per Milano Cinciarini, ancora zona 3-2 per l'Umana Reyer, Cinciarini per Mizov, ancora Cinciarini sul perimetro, prova ad accelerare la circolazione, chiude bene gli spazi di l'Umana Reyer, la penetrazione di Fontecchio che appoggia al tabellone, bel canestro dell'ex giocatore di Bologna per ridare a Milano il più 11, 3-4-2-3. Ritmi che sono leggermente calati in questo secondo tempo con pochi canestri fino a questo momento. Stone, il pallone per Tonut che si prende il tiro dalla media, è corto, il rimbalzo è per Milano, sempre con Cinciarini tra i protagonisti in questa fase per l'Armani Exchange che è tornata a più 11 e anche la palla in mano. Perimetrale ancora all'attacco con Nedovic che dal palleggio si prende il tiro, ancora una tripla, Milano torna più 14 e ovviamente c'è subito il time out da parte di coach Walter De Raffaele. Aveva iniziato bene, possiamo dire, l'Umana Reyer in questo quarto, era arrivata a -8 con il canestro di Austin Day, poi dal 30 a 22 il parziale di 7-1 per la formazione di coach Pianigiani e ancora una volta il coach Walter De Raffaele va a chiamare l'interruzione, ma comunque mi sembra che le facce siano positive da parte degli Oro Granata. Questo dice abbastanza come la partita sia cambiata, c'era un po' di timore reverenziale, intanto giustamente ricordato quello che ha fatto Andrea De Nicolao in questa partita, forse c'era un po' di timore reverenziale nell'avvio di partita dell'Umana Reyer, qualche difficoltà al tiro di fronte a una Milano che ha giocato letteralmente un avvio di partita da Eurolega, nel caso è arrivato di 19-0, poi però ha preso le misure l'Umana Reyer soprattutto in attacco, alzando le percentuali. Ed ecco qui le statistiche di Andrea De Nicolao attualmente in panchina e si è riavvicinata adesso di nuovo a più 14 Milano con Ace che torna in campo al posto di Stefano Tonut per l'Umana Reyer che ha da recuperare appunto questo margine di 14 punti, ma di minuti ce ne sono ancora in abbondanza. Siamo appena al terzo minuto e mezzo nel corso del secondo quarto e si riparte con il possesso per l'Umana Reyer dopo la tripla segnata da Nedovic, ripeto una tripla dal palleggio, con un Nedovic che va subito a sporcare la rimessa dal fondo del campo di Marquez Haynes. Ancora il capitano dell'Umana Reyer effettuerà la rimessa
dall'altro lato rispetto a quello che ha fatto in precedenza del canestro, servito Austin Day, ma di fronte Mizov preferisce consegnare a Stone, pressato, riesce a superare la metà campo Lumana Reyer, buona circolazione, ancora Haynes, la difesa però di Milano è schierata, il gioca 2 con Bramos, chiede e riceve palla, spalla canestro Paul Biliga che va da Bramos, cambio difensivo accettato da Milano, ultimi 4 secondi per il tiro dell'Umana Reyer, ci prova Austin Day, fuori equilibrio, la lotta a rimbalzo, tocca Biliga ma recupera Omic e dunque non riesce a uscire bene neanche questa volta dal timeout. Lumana Reyer ora in fase difensiva con il duello tra Omic e Biliga, c'è il fallo di Paul Biliga, il secondo personale anche per Biliga, il terzo di squadra per Lumana Reyer, andiamo a rivedersi e in questo caso dobbiamo dire che il fischio arbitrale è giusto con Biliga che si avvicina alla panchina, c'è Mitchell Watt, anzi non viene richiamato Austin Day, Biliga resta in campo, giocherà dal numero 4 con Mitchell Watt sotto canestro a marcare Omic, è una possibilità questa appunto di far giocare Biliga da numero 4 che Lumana Reyer si è costruita nel corso di stagione anche per i nuovi assetti derivanti dall'infortunio che la priverà fino alla fine dell'annata di Deron Washington. Gli auguri per l'operazione a cui si dovrà sottoporre alla spalla. Sbaglia da 3 punti Milano, il rimbalzo di Marques Haynes, qui c'è forse anche un fallo che non viene sanzionato a Cinciarini, si corre dall'altra parte, la palla toccata con il piede dalla difesa di Milano, nello specifico da Omic, e c'è la rimessa per Lumana Reyer in fase d'attacco, intervento calcistico da parte di Omic con Bramos che è pronto alla rimessa, servito Marques Haynes che gioca a 2 con Watt per Biliga che ci prova da 3 punti e c'è la tripla di Paul Biliga. Non si prende tanti tiri da 3 punti nel corso della sua stagione Paul Biliga, ma la mano ce l'ha e lo dimostra mettendo il canestro che porta Lumana Reyer a meno 11, ancora zona per Lumana Reyer con Mizov, si prende il tiro, buona difesa di Watt e il rimbalzo è nelle mani di Julian Stone, corre in contropiede Lumana Reyer con Paul Biliga, ancora una volta lui servito da Stone. Adesso il timeout è di Milano perché c'è questo parziale 5-0 per Lumana Reyer, rivediamo l'invenzione di Stone, ma Biliga anche in questo caso bravissimo a ricevere in velocità, a mantenere il controllo del corpo e ad appoggiare al tabellone sul tentativo di recupero di Simone Fontecchio il canestro che riporta Lumana Reyer sotto la doppia cifra. L'abbiamo detto in precedenza, dopo il timeout, o meglio in occasione del timeout richiesto da Lumana Reyer, è vero che Milano era tornata a 14 ma a più 14, ma ci sembrava appunto che l'atteggiamento di Lumana Reyer fosse quello di una squadra che è assolutamente in partita, lo ha dimostrato nonostante il primo attacco non sia andato a buon segno e nonostante sia arrivato poi in fase difensiva il fallo di Paul Biliga al secondo personale, Biliga che si è rifatto con 5 punti di fila compresa una tripla, ripetiamo non è il suo pane quotidiano ma ha dimostrato di saperlo fare. Si riparte allora con il possesso di Milano, dicevamo una partita con ritmi leggermente più bassi in questo secondo quarto, si era concluso sul 29-20 il primo quarto, dunque punteggio elevatissimo, ricordiamo che Milano è il miglior attacco, Lumana Reyer è la miglior difesa e dunque è una sfida dalla quale può risultare qualunque punteggio. Al momento 37-28, siamo alla metà del secondo quarto, l'attacco di Milano con sempre Nedovic che prova a sfruttare il blocco di Omic, la palla rimane comunque sul perimetro con Fontecchio che prova a battere Bramos, poi si prende la tripla, mano in faccia ancora Fontecchio a trovare il canestro da 3 punti, questa volta esce benissimo dal timeout la formazione di casa che torna in doppia cifra di vantaggio, torna a più 12 con l'attacco Lumana Reyer, il pallone servito a Paul Biliga, dentro fuori Marques Haynes, poi c'è Mitchell Watt, spalle a canestro, tentativo di taglio da parte di Bramos, Watt va invece ad attaccare in prima persona il gancio sul secondo ferro, c'è rimbalzo offensivo, ancora Biliga protagonista e ci prova da 3 punti Marques Haynes, arriva l'errore e questa volta il rimbalzo è chiaramente nelle mani di Milano che spinge con Cinciarini 1 contro 1 con Haynes, Cinciarini appoggia al tabellone, controparziale di 5-0 per Milano.
dopo il 5-0 firmato da Paul Biliga, ed è di nuovo 14 di vantaggio per l'Armani Exchange. L'attacco di Mitchell Watt, ma c'è il fallo, lo ha speso Nedovic e è pronto a rientrare Stefano Tonut per l'Umana Reyer. Vediamo il fallo di Nedovic ad uscire, è capitano Marquez Hayes, che qui non è riuscito a contenere la penetrazione di Cinciarini, il canestro che ha dato il più 14 attuale alla formazione di casa. In campo dunque Tonut al posto di Haynes, 4 minuti tondi da giocare, più 14 per l'Armani Exchange Milano sull'Umana Reyer Venezia. La partita comunque è sicuramente piacevolissima. L'attacco degli Oro Granata con il consegnato per Stone, il movimento di Tonut che viene bloccato letteralmente, si prova dalla media, trova il canestro Michael Bramos, 42-30 con l'Umana Reyer che prova a non farsi distanziare in questo finale di primo tempo. Ancora Cinciarini, la stoppata di Julian Stone che poi lancia il contropiede per Stefano Tonut. Grandissima giocata qui da parte di Julian Stone, di nuovo meno 10 per l'Umana Reyer che è assolutamente viva. Il contropiede messo a segno da Tonut che ora difende su Fontecchio. L'uscita di Nannali, è tornato sul parquet anche lui, ma riceve Mitsov. Attenzione Paul Biliga, perché è il terzo fallo personale per Paul Biliga, che viene subito richiamato in panchina, pronto ad entrare al suo posto Valerio Mazzola. Biliga che ha avuto comunque un ottimo impatto sulla partita e giustamente scambia il 5 con il proprio giocatore coach Walter De Raffaele. Ultimi 3 minuti e 16 secondi da giocare nel primo quarto. Milano a più 10, palla in mano con Fontecchio per Cinciarini. Mitsov, l'uscita di Omic con il blocco, ma la palla rimane sempre sul perimetro di fronte alla zona dell'Umana Reyer. Stone che contiene su Omic, alla fine è un placcaggio quello di Julian Stone e si va in lunetta, perché col fallo di Biliga in precedenza l'Umana Reyer era arrivata al bonus. 3 falli invece per Milano, con Omic che va in lunetta per riportare Milano oltre i 10 punti di vantaggio. Primo libero per il centro di Milano, a segno, mamma mia. Intanto Pianigiani si confronta con qualche suo giocatore, sembrava entrare, poi uscire, poi entrare. Alla fine è entrato il tiro di Omic che fa 2 su 2 dalla lunetta, di nuovo più 12 per la AX Armani Exchange, con Umana Reyer in attacco con Julian Stone, chiede palla ma non la riceve Stefano Tonut. Si fa vedere Mazzola, adesso si va da Tonut. Buona difesa di Milano, che ha alzato il livello di intensità sulla pressione. Tonut, Stone, 6 secondi per l'azione in tiro. Julian Stone deve prendersi la tripla allo scadere di 24, arriva l'errore ma c'è il rimbalzo offensivo di Valerio Mazzola e poi Stone che va dentro. L'invenzione, l'Umana Reyer sta alzando anche il livello dei rimbalzi, adesso è avanti 4-3 nei rimbalzi offensivi rispetto all'Armani Milano. Eccolo qui il dato che ci viene proposto ora in sovraimpressione, e dunque rimane lì a meno 10 rispetto agli avversari che attaccano. Stiamo avvicinandoci agli ultimi 2 minuti del primo tempo. Nannali lo scarico, ma c'è l'infrazione di passi, chiaro saltello di partenza di Nannali che sì, ha ricevuto palla dinamico, però ha fatto un saltello di troppo. Rivediamo ancora. No, questa è la parte finale, ovviamente non è sulla partenza che c'è l'infrazione di passi, la palla persa per Milano. Questa è la gran giocata di Julian Stone dopo un rimbalzo offensivo di Valerio Mazzola. E ritorna in campo anche Mike James per questi ultimi 2 minuti, poco più da giocare sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Umana Reyer meno 10, ma palla in mano, ci prova Michael Bramos, la tripla non va, deve assolutamente ritrovarsi Michael Bramos, il cui impatto sulla partita è stato soprattutto difensivo fino a questo momento. Adesso prova a contenere su Omic, c'è il recupero da parte di Mitchell Watt, grande accoppiata difensiva qui Bramos Watt, la circolazione con Tonut che va su e subisce il fallo da Fontecchio. Ancora una volta Fontecchio non è convinto del fischio arbitrale, ma Tonut stava andando a schiacciare, quindi credo che il fallo sia inevitabile, non antisportivo come è logico che sia. Vediamo Tonut va su
da questa inquadratura non si riesce bene a capire, da questa è decisamente meglio. Tocca anche palla indubbiamente Fontecchio, ma tocca anche il braccio di Stefano Tonut, che va in lunetta con 2 tiri liberi, attaccando ancora una volta il ferro. Li porta a casa Stefano Tonut, che in questa serata oggettivamente non ha una grandissima percentuale, si lamenta ancora Pianigiani, rischia il tecnico anche se non c'è nessun richiamo da parte degli arbitri. Per l'Umana Reyer intanto è arrivata al bonus la formazione milanese con un errore alla lunetta di Tonut. È rientrato in campo Marquez Sainz al posto di Michael Bramos per questi ultimi 108 secondi di primo tempo. Segna il secondo Tonut, torna sotto la doppia cifra l'Umana Reyer, -9, ricordiamo che ha toccato anche il -8 in avvio di secondo quarto, ma ha toccato anche il -17 dopo la grande accelerazione di Milano nel primo quarto. James gioca anche col cronometro, 13 secondi per l'azione di tiro, arriva il blocco che non viene sfruttato, Nannali chiede palla sotto, tocca e recupera Marquez Sainz, gran difesa sul cambio difensivo accettato dall'Umana Reyer, che ha il possesso offensivo e trova un grandissimo canestro con Mitchell Watt. Il gioco a 2 con Marquez Sainz, c'è anche il fallo di Omic, dunque 4-4-3-7 tiro libero supplementare. Avevamo detto come il dinamismo di Mitchell Watt fosse un'arma da giocare in questa strana sfida tra i centri di Milano e Venezia, e giustamente vediamo l'esultanza sullo sfondo da parte di coach Walter De Raffaele. Viene subito chiamato in panchina e redarguito da coach Pianigiani. Omic al suo posto un centro dinamico come Burns, e adesso dunque risponderà a Mitchell Watt con un giocatore più simile, la AX, che però viene avvicinata ulteriormente perché completa il gioco da 3 punti. Mitchell Watt 4-4-3-8 per l'Umana Reyer con l'attacco di Milano, 1:13 da giocare, il possesso nelle mani di Nannali che accelera, scarica per Burns e qui c'è il fallo, fermato subito Burns con il secondo fallo di Stefano Tonut. 2 tiri liberi per Burns, e qui vedete appunto come sia un centro decisamente diverso, è più un ala centro Burns anche per statura, mentre Watt ha la statura del centro ma ha mani e piedi veloci da ala. Il primo libero di Burns va a segno, torna più 7 Milano, dunque torna ad avere 3 possessi di vantaggio l'Armani Exchange, ma c'è assolutamente partita da giocare. Secondo libero per Burns che sbaglia, e il rimbalzo nelle mani di Mitchell Watt che perde il pallone, bilanciato da Fontecchio non so quanto in maniera regolare. Vediamo la faccia poco convinta di Mitchell Watt, comunque la palla persa è arrivata, il fischio non c'è stato e dunque la rimessa è per Milano, che ha segnato un solo tiro libero ma avrà un nuovo possesso a 1:06 dal termine. La rimessa di Fontecchio proprio per Burns, che prova a scambiare con James. James carica per Burns e Burns completa il gioco da 3 punti rovesciato in questo caso, dando il +9 nuovamente a Milano. Siamo nell'ultimo minuto, all'attacco di Marquez Sainz, alla difesa schierata di Milano, ancora chiede spaziatura ai compagni il capitano dell'Umana Reyer, consegna a Stefano Tonut che prova ad accelerare, si prende il tiro da 3 punti, la tripla di Stefano Tonut. E se nel primo quarto c'era stato De Nicolao, nel secondo quarto il protagonista è sicuramente Stefano Tonut, di nuovo -6, ci prova da casa sua James, ma questa volta sbaglia, ma c'è un altro rimbalzo offensivo per Milano. Gli ultimi secondi c'era comunque il possesso per l'Umana Reyer, che come vedete ha recuperato altri 3 punti a -6 nel computo totale, +3 nel quarto. Il tentativo di Fontecchio, l'errore, il rimbalzo è nelle mani di Marquez Sainz. L'ultimo possesso è dunque per l'Umana Reyer, che può addirittura arrivare a +4. L'accelerazione di Haynes, la penetrazione, lo scarico troppo alto per Stefano Tonut, la rimessa è per Milano, c'è mezzo secondo, dunque difficilmente arriverà un tiro, anche se Milano è capacissima di inventarsi. Intanto va in panchina Tonut che ha 2 falli, al suo posto rientra Bramos. In ogni caso, dicevamo, l'importante era andare sotto la doppia cifra di ritardo all'intervallo. l'Umana Reyer c'è riuscita, comunque va da questa ultimazione anche in caso di un canestro da 3 punti per Milano, che ovviamente non arriva perché questo è un lancio baseball assolutamente per liberarsi del pallone. E dunque all'intervallo lungo c'è partita al Mediolanum Forum. Armani Exchange Milano 47, Umana Reyer 41. Ci sentiamo per il secondo tempo.
Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Ben ritrovati amici ascoltatori dal Mediolanum Forum di Assago, è tutto pronto per la ripresa del gioco tra la X Armani Exchange Milano e l'Umana Reyer Venezia. 6 punti di distacco tra le due squadre dopo i primi 20 minuti, con Milano che è partita decisamente meglio, avanti fino a 17 punti sul 22-5, poi l'Umana Reyer è riuscita a rimontare punto su punto e adesso è a -6 con la palla in mano. Tra i protagonisti Tonut con 12 punti, Watt e De Nicolao con 7. L'attacco degli Orogranata proprio con Stefano Tonut che ci prova dalla media e continua da dove si era fermato. -4 per l'Umana Reyer al primo attacco del secondo tempo. Mike James marcato da Stone, il consegnato per Nannali che prova a penetrare, scarica per Della Valle, linea di fondo di Amedeo Della Valle, buona difesa dell'Umana Reyer, lo scarico per Nannali che ha di fronte Austin Day, si prende il tiro, la stoppata di Day su Nannali, recupera il pallone l'Umana Reyer che prova a correre con Tonut, la difesa è già schierata per Milano, servito Day, spalla canestro marcato proprio da Nannali, si ripete il duello e va su Austin Day, accelerazione e l'Umana Reyer è a -2 dopo un minuto di gioco, partita del tutto riaperta a questo punto nella partita del big match di questa giornata tra prima e seconda forza del campionato italiano. Della Valle si arresta in lunetta, poi scarica per James, nuovamente Della Valle che fa saltare Tonut e c'è il fallo di Stefano Tonut. Attenzione perché il terzo fallo di Stefano Tonut, ripetiamo il miglior realizzatore fino a questo punto per l'Umana Reyer, l'unico in doppia cifra nella partita, 14 punti per lui, il miglior realizzatore di Milano invece è Nannali a quota 9, ma tutti trovati nella prima parte della partita. Tonut dunque spende il fallo ma rimane in campo, Nannali ci prova da 3 punti, l'errore, la lotta a rimbalzo, tocca Austin Day, la palla recuperata da Brooks, ancora palla fuori per una tripla aperta, la sbaglia Della Valle, tocca questa volta Watt, recupera Stone e l'Umana Reyer ha il pallone per il palleggio oppure addirittura per il sorpasso, ci prova da 3 punti Stefano Tonut ed è sorpasso per l'Umana Reyer, parziale di 7-0 per gli Orogranata, 10-0 a cavallo tra i due tempi e +1. l'Umana Reyer non era avanti fin dall'inizio della partita, dal 3-0 firmato da Marquez Sainz, adesso +1 per gli Orogranata dopo 2 minuti di gioco nel secondo tempo. James accelera, penetra, scarica, Tarceschi inchioda la schiacciata, ritorna subito avanti la squadra di casa, ma come abbiamo detto in precedenza c'è assolutamente una partita da giocare. Julian Stone a costruire il gioco con calma per l'Umana Reyer, marcato da James, inseguito da Della Valle. Tonut ci riprova ancora da 3 punti, questa volta è sfortunato, rimbalzo di Tarceschi che consegna a Mike James in cabina di regia. Anche James è fermato dopo l'ottimo avvio, l'accelerazione, lo scarico, ma c'è il recupero di Michael Bramos che legge perfettamente il tentativo di apertura del campo di James. Adesso il duello è tra Day e Brooks, grande assist di Austin Day e la schiacciata di Mitchell Watt, ancora un assist per Austin Day che sta giocando una partita al servizio della squadra, mentre Mitchell Watt sale a quota 9 punti personali e l'Umana Reyer ritorna a +1. Della Valle, il blocco di Tarceschi, la penetrazione di Della Valle che trova un canestro difficilissimo, applausi per Amedeo Della Valle e ancora controsorpasso per Milano, 5-1, 5-0, si gioca da 3 minuti nel corso del secondo tempo. Julian Stone in cabina di regia, serve per Mitchell Watt, c'è un varco ma c'è
un fischio, attenzione, è il fallo di Bramos, è il primo fallo di Michael Bramos, che porta la palla persa per l'Umana Reyer, secondo di squadra, con Stefano Tonut che adesso va in panchina. Al suo posto rientra Capitan Marquez Haynes. Qui le immagini del replay non sono chiare, Tonut viene salvaguardato dopo aver firmato, essere stato il principale protagonista per l'Umana Reyer per riportarsi in vantaggio nella partita. Adesso la palla persa con un instant replay che sta prolungando i tempi. Questi tifosi che hanno seguito l'Umana Reyer nella trasferta di Milano, questa trasferta che non mette ancora in palio il primo posto. Difficilmente Milano, anche se dovesse perdere questa partita, ha un tale margine che difficilmente, ripeto, sarà raggiunta dall'Umana Reyer, però è un granello che l'Umana Reyer può mettere nell'ingranaggio perfetto di una squadra costruita per vincere in Italia e per ben figurare in Europa, quella milanese, e l'Umana Reyer che ha avuto qualche tentennamento, dobbiamo dirlo, in una fase centrale della stagione, ma adesso che si sta arrivando ai momenti decisivi dell'annata, senza, purtroppo dobbiamo dirlo, più il doppio impegno con la Champions League, che è sfumata nonostante una partita di ritorno contro il Nizhny Novgorod che sarà difficile dimenticare, una vittoria di larghissima misura. Ha detto giustamente coach Walter De Raffaele, purtroppo la formula della Champions punisce, mentre questi sono i punteggi individuali di questa partita, ma facendo un passo indietro, appunto coach De Raffaele ha sottolineato come la formula della Champions punisce chi sbaglia una partita. L'Umana Reyer ne ha sbagliata una sola, quella della trasferta in Russia, e l'ha pagata a carissimo prezzo, non a caro prezzo, a carissimo prezzo, perché nonostante la grandissima vittoria del ritorno è sarà il Nizhny a giocarsi la possibilità di arrivare alle Final Four di Champions League, il traguardo raggiunto al primo anno nella partecipazione continentale dall'Umana Reyer, in una sfida anche lì assolutamente inattesa contro Anversa, perché tutti si aspettavano che il quarto sarebbe stato tra Murcia, la squadra che aveva dominato il girone A, e l'Umana Reyer. Invece sarà Nizhny contro Anversa. Tornando invece al campionato, dicevamo come questa partita, che è la seconda che si gioca in questo turno dopo l'anticipo consueto di pranzo, una giornata che si gioca interamente di domenica, anche questo è un fatto un po' particolare. Questa partita appunto mette in palio punti importanti soprattutto per l'Umana Reyer, che vuol tenere a distanza Cremona e Avellino, che sono le squadre che inseguono, e Cremona e Avellino che la prossima settimana, l'ho già detto anche nel corso del primo tempo, affronteranno proprio queste due avversarie. l'Umana Reyer in casa con Avellino, Cremona ospiterà Milano. Tanto tempo per recuperare solo un secondo sul cronometro della partita, mentre James si lamenta con gli arbitri della marcatura ossessiva da parte di Julian Stone. Il passaggio per Della Valle, c'è nervosismo evidentemente in Milano, che pensava di aver già chiuso la partita con l'avvio di match col parziale di 19-0, e il nervosismo emerge anche da questa giocata con grandissimo Marquez Haynes a recuperare il pallone. Ancora qui vediamo James che sgomita davanti all'arbitro e poi gli tira un'occhiata su Julian Stone. Diciamo comunque bravissimo Haynes a recuperare il pallone per l'Umana Reyer in attacco con Julian Stone, spalle a canestro. Stone marcato da Della Valle, si fa largo, appoggia al tabellone, di nuovo avanti l'Umana Reyer con il canestro di Julian Stone, 52-51 dopo 4 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Ancora Mike James in cabina di regia, soffre la difesa di Stone. Attenzione a Della Valle dall'arco, ancora si va da Mike James. Blocco di Brooks, il cambio difensivo accettato dall'Umana Reyer con il ritorno di Stone su James che sbaglia. Il contropiede per l'Umana Reyer, Bramos che riceve il pallone di ritorno ancora una volta da Austin Day, appoggia al tabellone, più 4 Umana Reyer e time out per Milano con Mike James, mai visto così nervoso. Si è preso un tiro insistendo probabilmente troppo nella sua azione, tant'è che è arrivato l'errore, è arrivato il contropiede dell'Umana Reyer nel primo quarto. Lo ricordiamo, quando Milano ha allungato le mani sulla partita riusciva a correre in transizione. Adesso l'Umana Reyer ha alzato decisamente il livello della difesa,
costringendo Milano a prendersi tiri non facili e guadagnando a sua volta la possibilità di correre in contropiede. Stefano Tonut è il miglior realizzatore della partita, l'abbiamo già detto in precedenza, attualmente è in panchina perché gravato di 3 falli, tornerà sicuramente utile nel finale. Ovviamente il coach Walter De Raffaele vuole preservare quello che è decisamente l'MVP della partita fino a questo momento. Stefano Tonut, che sta attraversando un grandissimo momento di forma, si gioca anche la maglia della nazionale, dobbiamo dirlo, con le prestazioni in maglia oro-granata. Ha fatto parte del gruppo che ha conquistato i mondiali dopo tanti anni, i mondiali in Cina, che vedranno l'Italia finalmente protagonista. Un girone non impossibile secondo me, con la Serbia come principale avversaria, ma Tonut, ripeto, prima di tutto vuol fare bene con la maglia dell'Umana Reyer. Si riparte dopo il time out costretto per Milano e va vicino al recupero di palla Julian Stone, ancora in pressione su Mike James, ancora nervosissimo Mike James, che ripeto ha trovato pane per i suoi denti nella difesa di Julian Stone. Il blocco di Tarczewski ed legge anche Watt sull'avversario, poi sbaglia la tripla Milano e corre ancora in contropiede l'Umana Reyer. C'è la possibilità di una tripla aperta, Austin Day, la tripla Umana Reyer a +6 e siamo quasi alla metà del terzo quarto. È scesa con gli occhi della tigre in campo in questa ripresa l'Umana Reyer, ringalluzzita dal recupero maturato nel secondo quarto. Adesso Tarczewski si fa largo e appoggia facile 2 al tabellone e l'Umana Reyer però è ancora avanti di 4 punti, 5-3, 5-7. L'attacco di Marquez Haynes marcato da Tarczewski, poi dietro la schiena Day per Mitchell Watt, il gancio di Mitchell Watt, ma ancora una volta cosa ha fatto Austin Day? Un assist dietro la schiena per aumentare il numero degli assist di squadra. L'Umana Reyer è la prima per assist, lo ricordiamo, nel campionato italiano, e per dare ancora il +6 all'Umana Reyer, che continua a difendere fortissimo. Nannali marcato da Bramos, che poi spende il secondo fallo una volta battuto sul primo passo. Anche qui c'è intelligenza cestistica nel fallo speso da Michael Bramos. L'Umana Reyer è ancora lontana dal bonus, è appena il terzo fallo di squadra chiedo scusa, anche se Milano di falli ancora non ne ha spesi. Della Valle va in panchina con il ritorno in campo di Nedovic, inquadrato adesso dalle telecamere. 14 secondi per l'attacco di Milano dopo il fallo speso da Michael Bramos per fermare Nannali, ed è Mike James ad effettuare la rimessa in gioco per l'Armani Exchange. 4:25 da giocare, James scambia con Brooks, ancora Mike James, e si trova sempre Stone sulla sua strada. Il blocco di Brooks, il cambio difensivo adesso è Day che deve contenere su James. Ovviamente James è dotato di un passo di una classe superiore, trova un canestro incredibile allo scadere dei 24 secondi. Solo applausi per James, che però è uscito dalla partita, e anche qui vediamo in difesa come viene battuto da Marquez Haynes, che porta a casa il terzo fallo di Tarczewski. Lo dicevamo, rivediamo ancora il canestro di James, un sottomano dalla lunetta di tabellone allo scadere dei 24, cosa che oggettivamente si vede fare più sui campetti di periferia. Lui è un giocatore talmente di classe che sa trovare le giocate da campioni ma anche le giocate da playground. Dall'altra parte però bravissimo Marquez Haynes, perché ha portato al terzo fallo Tarczewski. Rientra in campo De Nicolao per l'Umana Reyer al posto di Stone, mentre sbaglia il primo tiro libero Marquez Haynes. C'è anche Biliga al posto di Mitchell Watt nel quintetto con cui si riprenderà il gioco dopo il secondo libero dell'ex di turno. 0-2 inconsueto per Marquez Haynes, il punteggio che rimane fermo sul 55-59. Fase un attimino in cui le squadre stanno tirando il fiato, si vede anche dalle percentuali. Umana Reyer addirittura al 50% ai liberi. C'è il fallo, il secondo di Day, e vediamo come, un po' strano, Day si lamenta e probabilmente lo toglierà a questo punto coach Walter De Raffaele per evitare proteste. Sembra che gli arbitri sì, infatti così no, rimane in campo, scusate, Austin Day. Gli arbitri probabilmente sentono anche della pressione di questa partita del
Mediolanum Forum all'attacco di Milano, ma arriva la palla persa per il recupero difensivo dell'Umana Reyer. Austin Day dall'altra parte marcato da Nannelli, il palleggio spalle a canestro, prova a farsi largo, scarica per Biliga che non si prende il tiro, 11 secondi per l'azione di tiro, lo scarico, la circolazione, ci prova Marquez Haynes da 3 punti ma niente da fare, recupera però un rimbalzo offensivo. Marquez Haynes era già pronto al contropiede Mike James, la palla però è nelle mani dell'Umana Reyer con Biliga. Haynes, cambio difensivo accettato da Milano, va dall'angolo Austin Day, l'errore, il rimbalzo è di Brooks, non si segna più. 5-5, 5-9 con palla in mano per James che penetra, regge la difesa. Mitsov, ancora palla sul perimetro, Nannelly e toglie la sedia Austin Day, anche se viene pescato al fallo. E dunque c'era Brooks che, rivediamo, sì, effettivamente c'è una trattenuta per la maglia ai danni di Brooks, non ha soltanto tolto la sedia, lo dobbiamo dire, Austin Day, che dunque spende il fallo del bonus per l'Umana Reyer e va in panchina. Al suo posto c'è Mitchell Watt e non ci sono tiri liberi perché ovviamente era ancora fase di palleggio. E si riparte con la rimessa dal fondo per Milano, sempre però sotto di 4 punti. Rimessa che raggiunge il perimetro dove adesso gioca pallone Mitsov, ancora un paio di spinte con Brooks che esce dall'arco, si fa vedere ma perde palla clamorosamente Nedovic. Milano è uscita con la testa dalla partita, pensando, ripeto, di aver chiuso la pratica nei primi 5 minuti. Il basket dura 40 minuti se non si va anche ai supplementari, e l'Umana Reyer lo sa benissimo ed è avanti nel punteggio con palla in mano. Rischia la palla persa adesso, servito sotto canestro Mitchell Watt, dentro e fuori, circolazione reiterata per l'attacco dell'Umana Reyer con Paul Biliga che perde la maniglia. Non è una fase limpidissima di gioco questa. Pronto a entrare Bruno Cerella per l'Umana Reyer, esce Michael Bramos, chiede dunque agonismo coach Walter De Raffaele, ripeto, in una fase in cui la partita è tutt'altro che limpida, con prevalenza delle difese sugli attacchi ma anche tanti errori sia su un fronte che sull'altro. Nedovic inseguito da Marquez Haynes, mentre De Nicolao sta su James anche lontano dalla palla. Il fallo è di Mitchell Watt e Nedovic andrà in lunetta. Rivediamo il replay, l'uscita effettivamente di Mitchell Watt che, anche se tiene basse le braccia, spinge con il corpo l'avversario. E dunque Nemanja Nedovic ha 2 tiri liberi a favore di Milano per cercare di tornare ad un solo possesso, ma sbaglia anche dalla lunetta. Milano continua a segnare veramente poco. Vediamo la preoccupazione di coach Pianigiani. Sono solo 8 i punti segnati fino a questo momento, diventano 9 per Milano col libero di Nedovic in 8 minuti di gioco del secondo tempo. De Nicolao a portare avanti il pallone oltre a metà campo, marcato da Nannelly, si fa vedere Cerella, la palla arriva sotto da Mitchell Watt che si fa largo su Brooks, appoggia il tabellone Mitchell Watt e torna a segnare l'Umana Reyer dopo quasi 3 minuti. L'ultimo canestro era stato proprio di Mitchell Watt. Adesso di nuovo Mitchell Watt con una bella azione personale. L'attacco di Milano con James, marcato addirittura da Biliga, e adesso c'è un fischio arbitrale. Vediamo, il fallo è di Andrea De Nicolao, il secondo fallo di De Nicolao. De Nicolao è tutt'altro che convinto sul cambio difensivo. Rivediamo il replay, una serie di spinte tra De Nicolao e Mitsov. Si arrabbia anche coach Walter De Raffaele perché il fallo era reciproco. E qui un po', ripeto, il clima del Mediolanum Forum si fa sentire a favore dell'Armani Exchange Milano, che manda in lunetta un signor tiratore di liberi come Mitsov, segna il primo. 5-7-6-1, può tornare ad un solo possesso di ritardo con il secondo libero di Vlado Mitsov Milano, e così è. Entrano Cinciarini e Burns, fuori James e Brooks per l'Armani Exchange Milano, con la palla nelle mani dell'Umana Reyer. Gli ultimi 97 secondi di terzo quarto, ancora in vantaggio comunque la squadra orogranata, che attacca
con De Nicolao, poi Capitan, Marquez Haynes, ancora sul perimetro Cerella per Biliga, marcato da Nunnally, prova a farsi largo Paul Biliga, il gancio di Biliga, l'errore, l'autocanestro da parte di Chris Burns per anticipare il tentativo di tap-in di Mitchell Watt, canestro che dunque andrà accreditato al capitano dell'Umana Reyer, Marquez Haynes, anche se è un autocanestro formalmente di Burns. C'è il recupero difensivo di Cerella con l'attacco dell'Umana Reyer e il fallo speso da Burns. Non è un momento positivo per Burns, è lontana dal bonus Milano. Rivediamo ancora la spinta di Burns, secondo fallo di squadra e anche secondo personale di Burns. Qui l'autocanestro, lo rivediamo ancora, il tocco, l'appoggio al tabellone di Burns per anticipare Watt. Più 5, palla in mano per l'Umana Reyer. Siamo nell'ultimo minuto del terzo quarto con Andrea De Nicolao, l'uscita di Marquez Haynes che si prende il tiro dalla media, l'errore, la lotta a rimbalzo premia Milano. Dunque inizia palla in mano questo ultimo minuto, portando avanti palla con Cinciarini, tornato sul parquet, palla per Mitsov, contenuto da Watt, il movimento e viene anche convalidato il canestro di Vlado Mitsov. Qui il fallo non è di Mitchell Watt ma è di Andrea De Nicolao, come riporta anche la grafica del terzo fallo. Watt si lamenta pensando che il fallo sia stato sanzionato a lui, invece è bravissimo a reggere con il corpo su Burns il tentativo. Sì, purtroppo c'è il fallo da parte di Andrea De Nicolao, che si arrabbia anche con la mala sorte, perché il canestro appoggiato al tabellone di Mitsov, che può completare un gioco da 3 punti e può portare a -2 la Armani Exchange. Arriva ovviamente il libero di Mitsov che completa il gioco da 3 punti. Rientra Austin Day al posto di Paul Biliga per l'Umana Reyer in questi ultimi 41 secondi di gioco nel corso del terzo quarto. Comunque l'Umana Reyer è avanti, era sotto di 6 all'intervallo lungo, adesso +2, palla in mano, come vedete un +8 nel quarto con soli 14 punti subiti, di cui molti negli ultimi minuti per l'Umana Reyer. De Nicolao prova ad attaccare il centro dell'area, alza la parabola, sfortuna per Andrea De Nicolao, potrebbe arrivare quasi fino alla fine del quarto e può cercare il pareggio Milano, che si prende un tiro, anzi no, perché prima c'è il fallo in attacco di Nedovic su Andrea De Nicolao. Rivediamo ancora, forse questa c'è compensazione rispetto ai fischi precedenti, perché il contatto mi pareva assolutamente lecito, così come prima è stato fischiato un fallo a De Nicolao su Mitsov, e per Nedovic è il terzo fallo personale oltre che il terzo di squadra. Al suo posto entra Fontecchio con Pianigiani che va subito a parlare al proprio giocatore. Il possesso per l'Umana Reyer, qui si potrà arrivare fino al termine del tempo, dunque l'Umana Reyer con tutta probabilità arriverà in vantaggio agli ultimi 10 minuti. Mitchell Watt, lo scambio con Andrea De Nicolao, ancora palla sotto per Mitchell Watt che si fa largo, questo è un fallo al limite dell'antisportivo di Vlado Mitsov. Secondo me, vediamo il replay, Watt va su e questo è un antisportivo tutta la vita, ma gli arbitri danno il fallo semplice e anche su questa interpretazione avrei di che ridire. Mitchell Watt va in panchina, non si lamenta più di tanto l'Umana Reyer. Il fallo terminale, secondo me, di palla non ne ha vista nemmeno uno spicchio. Tanto speriamo che Watt faccia il suo dovere dalla lunetta, segna il primo e dunque +3 per l'Umana Reyer. Dopo c'erano 3 secondi e mezzo per l'azione di tiro dell'Armani Exchange Milano. Secondo tiro libero a disposizione di Mitchell Watt, 6-1-6-4, +3 Umana Reyer. E il secondo libero di Mitchell Watt che non va a segno, il rimbalzo è di Burns, prova a correre Milano con il tentativo di Burns da metà campo, ma è finito il quarto e dunque si va all'ultimo intervallo con l'Umana Reyer avanti, 6-4 Umana Reyer, 6-1 Armani Exchange Milano.
Dunque 3 punti di vantaggio per l'Umana Reyer Venezia dopo i primi 3 quarti qui al Mediolanum Forum. Sorpasso dunque per gli Oro Granata, arrivato a cavallo tra secondo e terzo quarto con un parziale, ricordo il punteggio, 47-38 a un minuto dalla fine del primo tempo, con il massimo margine dell'Umana Reyer sul 51-57, vuol dire un parziale di 19-4, che praticamente fa il paio col 19-0 iniziale della formazione milanese. Non a caso c'è grande equilibrio nella partita, che poi ha attraversato una fase, diciamo così, interlocutoria verso la metà del quarto, con Milano che ha sbagliato anche parecchi tiri liberi. Questa situazione dei falli, vediamo, ci sono 5 giocatori con 3 falli, nessuno con 4. Dicevo, Milano ha sbagliato anche parecchi liberi, ci sono state anche alcune decisioni arbitrali non del tutto lineari a nostro parere. È logico che sarebbe da rivederle al rallenti, qui ovviamente si vede tutto a velocità normale. Umana Reyer che ha trovato tra i protagonisti, eccolo qui, Mitchell Watt, oltre ad uno Stefano Tonut che è stato lui a trascinare l'Umana Reyer nel parziale che l'ha portata dal ritardo al vantaggio. Ottima partita anche per Andrea De Nicolao, qui l'assist di un Austin Day al servizio della squadra. Insomma, stanno un po' mancando Ace e Bramos fino a questo momento. Stone si è prodigato in difesa su James, facendo letteralmente sbarellare dal punto di vista mentale. Tutti hanno dato il loro contributo, ricordo Biliga con anche 5 punti di fila. Insomma, è una partita che l'Umana Reyer sta giocando da squadra, lo sottolineiamo perché è questo che si chiedeva, soprattutto al di là di una vittoria che potrà arrivare, potrà non arrivare. C'è una partita da giocare in 10 minuti, ma l'Umana Reyer era chiamata a confermare i passi avanti fatti registrare nelle ultime partite, e qui passi avanti se ne sono visti. Qui invece viene fischiato un fallo a Mitchell Watt, il terzo personale, con qualche dubbio. Vediamo ancora Tarceschi, si fa largo e i dubbi rimangono anche dopo il replay, con Mitchell Watt che sgrana gli occhi come a dire: io ho fatto il terzo fallo. Tarceschi va in lunetta per 2 tiri liberi e segna il primo. Dunque 3 falli adesso per Watt, 3 falli per Tarceschi, con Watt che parla ancora con gli arbitri sulla sbracciata di Tarceschi, che fa 2 su 2, un punto di vantaggio per l'Umana Reyer in avvio di ultimo e decisivo periodo qui al Mediolanum Forum di Assago. Bramos, il pallone per Julian Stone, il movimento di Day che chiede e riceve palla, scambia ancora con Stone, 7 secondi per l'azione di tiro, c'è Cinciarini in marcatura su Stone e c'è il fischio arbitrale per il primo fallo di Cinciarini. Andrea Cinciarini, lo vediamo, reiterato il fallo su Julian Stone, alla fine scusate, ammette ancora la sua infrazione il playmaker di Milano. Rimane dunque in attacco con un punto di vantaggio. L'Umana Reyer parte dalla rimessa laterale, ci prova da 3 punti Stefano Tonut, si è raffreddato però evidentemente in panchina, dovrà scaldarsi in vista del finale che si preannuncia ancora una volta punto a punto. Una lunghissima tirata verso il 40° minuto. Fontecchio, il pallone per Mizov, il bel taglio e l'extra passaggio, continua a fare buona circolazione di palla Milano, che sbaglia ma recupera il rimbalzo offensivo. Cinciarini, ancora un attacco per la formazione di casa con Nedovic marcato da Day, ci prova da 3 punti Nedovic, è corto ma un altro rimbalzo offensivo. Attenzione a Cinciarini, piedi per terra, lo scambio con Tarceschi, va alla tripla e la mette al terzo possesso offensivo consecutivo. Milano si riporta in vantaggio 6-6-6-4, subito il time out da parte di coach Walter De Raffaele, perché c'è un minimo di difficoltà, possiamo dirlo, per l'Umana Reyer che dal 53 a 59 a 4,44 dal termine del secondo quarto ha segnato molto poco, ha segnato appena 5 punti, un canestro di Watt, un libero di Watt e andando ancora a spulciare sui nostri appunti l'autocanestro di Burns. Dunque decisamente c'è
Milano che sta alzando l'intensità anche dal punto di vista difensivo e si è passata in vantaggio e soprattutto grazie a questo, ma ovviamente vuole parlarci sopra coach Walter De Raffaele, perché capisce che la partita comunque è assolutamente in ballo e bisogna restare con la testa presente. Certo, i giocatori non stanno mollando un millimetro, può esserci un leggero appannamento anche nell'economia di una partita così difficile, così tirata dal primo al 40° minuto. Si riparte allora con la rimessa sul pressing a tutto campo di Milano, raggiunte le mani di Julian Stone, inseguito da Cinciarini, tiene aperto il palleggio il numero 5 dell'Umana Reyer, il movimento di Tonut, poi l'uscita anche da parte di Austin Day che scambia con Julian Stone, si fa vedere Bramos, ultimi 7 secondi per l'azione di tiro e c'è il fallo di Vlado Mitsov. Buona circolazione in questa uscita dal timeout per l'attacco dell'Umana Reyer e anche pazienza di fronte a una difesa di Milano che si è adattata negli accoppiamenti. Arriva il fallo di Vlado Mitsov, secondo personale, secondo di squadra e la rimessa sul -2 per l'Umana Reyer. Tonut, ancora il numero 7 che non ha aperto il palleggio, scambia con Mitchell Watt, l'accelerazione e la schiacciata di Mitchell Watt in faccia a Tarceschi. È logico che sia un giocatore più veloce di Tarceschi, ma andare a schiacciargli in faccia. Gran canestro di Mitchell Watt che sigla la parità a quota 66 e sarà un lungo supplementare, chiamiamolo così, da 8 minuti. L'attacco di Milano con lo scarico per Cinciarini che sbaglia la lotta a rimbalzo, recupera il pallone e ci riesce Tonut dopo il tocco di Julian Stone, tolta palla letteralmente a Tarceschi. Il tentativo di Day da 3 punti è corto, la lotta a rimbalzo tocca Bramos, la rimessa è per Milano e rivediamo ancora la giocata precedente, merita assolutamente Mitchell Watt, parte da guardia con la sua mano sinistra e inchioda in faccia a Tarceschi, un altro dei canestri che meritano di essere rivisti e più volte, come tanti che ha fatto ad esempio Milano nel primo quarto. È entrato in campo Andrea De Nicolao al posto di Bramos, adesso in fase difensiva sulla quota di 66 pari. L'Umana Reyer c'è un fallo, il terzo di Austin Day, il secondo di squadra inquadrato adesso Mitchell Watt, ma il fallo è di Austin Day, come riporta anche la grafica. Rivediamo ancora Day che si accoppia con Tarceschi, sì, è giusto il fischio arbitrale, in questo caso dobbiamo sottolinearlo. E attenzione, perso però Fontecchio sulla rimessa laterale, troppo facile questi 2 punti per Milano che torna avanti 6-8 a 6-6. Andrea De Nicolao a portare avanti il pallone per l'Umana Reyer, c'è Stefano Tonut, si fa vedere Julian Stone, si fa vedere anche Mitchell Watt, servito Stone, marcato da Nedovic. Ora Stone, palla canestro, Watt dalla media, anche dalla media. Mitchell Watt è lui in questo momento l'attacco dell'Umana Reyer e nuovamente parità a quota 68, 7 minuti da giocare. Con l'attacco di Milano si parte dalla tripla di Nedovic, c'è un contatto dopo il tiro non sanzionato, la palla torna nelle mani dell'Umana Reyer con Mitchell Watt che chiede ancora il pallone, si avvicina al ferro, scarica fuori per Day, un po' macchinosa l'azione dell'Umana Reyer che riesce comunque a trovare alla fine Mitchell Watt con l'assist di Andrea De Nicolao. L'Umana Reyer è di nuovo avanti nel punteggio 6-8, 7-0, 6 minuti e mezzo da giocare. Avevamo detto sarebbe stata una lunghissima tirata verso il 40°, l'importante è che l'Umana Reyer inizi avanti nel punteggio, anche se qui ancora Cinciarini che però viene stoppato da Day, lo scarico per Nedovic che va dentro, subisce il contatto e ci sta assolutamente il secondo fallo di Julian Stone, terzo di squadra per l'Umana Reyer, con 2 tiri liberi in arrivo per Nedovic per ritrovare la parità. Stone non è del tutto convinto, ne sta parlando con gli altri, ma anche a rivederlo al replay questo è un fischio che è tutto sommato condivisibile. 2 tiri liberi per Nemanja Nedovic, segna il primo, 6-9, 7-0, un punto di vantaggio Umana Reyer, ma secondo libero a disposizione dell'Armani Exchange. E 2 su 2 per Nedovic con di nuovo parità, questa volta quota 70.
e De Nicolao a costruire il gioco per gli Orogranata. Julian Stone, l'uscita di Tonut, deve assolutamente rientrare in partita Stefano Tonut, marcato da Nedovic, il blocco di Mitchell Watt, ci prova Tonut dalla media ma è sfortunato in questo frangente e il pallone nelle mani di Milano per tornare nuovamente avanti nel punteggio con Andrea Cinciarini, lo scarico per Tarceschi e attenzione perché c'è il quarto fallo di Mitchell Watt, arriva il bonus Lumana Reyer, un fischio pesante, questo rivediamo il replay, tentativo di recupero, troppa generosità qui da parte di Mitchell Watt che evita sì il canestro facile di Tarceschi ma va subito in panchina con 4 falli perché servirà nel finale. Era lui in questo momento l'attacco, bisogna trovare altre fonti offensive per Lumana Reyer che rimette in campo Beliga, rimette in campo anche Marquez Haynes al posto di Julian Stone. Intanto Tarceschi segna il primo tiro libero, porta in vantaggio Milano, secondo a segno anche questo, quindi più 2 per Milano a 6 minuti dalla fine della partita. Andrea De Nicolao a costruire il gioco, riceve Marquez Haynes, anche lui speriamo che si accenda in questo finale. B-Liga per De Nicolao, la palla per Paul B-Liga, sì, infrazione in passi, non è riuscito a tenere il piede perno il centro dell'Umana Reyer, rivediamo il replay, l'arresto era buono, poi però la pattinata con il piede, giusto il fischio arbitrale, purtroppo arriva la palla persa per l'Umana Reyer, un momento di difficoltà per gli Oro Granata, -2, palla in mano agli avversari, a Milano che prova a costruire con Vlado Mizov, una sgomitata di Mizov su De Nicolao, ancora adesso c'è Tonut accoppiato sotto canestro a Tarceschi, la finta di tiro, ancora un attacco macchinoso per Milano con l'errore ma c'è il tap-in di Tarceschi ed è 7-4, 7-0. Milano prova a prendere l'inerzia della partita, continua qualche difficoltà offensiva per l'Umana Reyer, ormai si fa sportellate sia sul lato che sull'altro del campo. Marquez Haynes, c'è il blocco di Paul Billiga che poi va al pick and roll ma la palla rimane sul perimetro con Austin Day, ci prova da 3 punti, è sbagliata anche questa tripla e il rimbalzo è di Nedovic. Buon momento per i padroni di casa, Nedovic va su, subisce il fallo di Andrea De Nicolao, anzi no, c'è il tecnico ad Andrea De Nicolao. Attenzione, quarto fallo di De Nicolao, c'è una sbracciata di Nedovic, è stato sanzionato per flopping, rivediamo il replay, fa vedere abbastanza la gomitata di Nedovic. De Nicolao che si arrabbia moltissimo per questa decisione arbitrale, sta spiegando appunto che se ha fatto quello scarto, ripeto, forse un po' troppo evidente. De Nicolao che adesso è in panchina, rientra al suo posto Michael Bramos perché c'è stata la sbracciata di Nedovic, lo dicevamo in precedenza, c'erano parecchi contatti sia su un fronte che sull'altro. De Nicolao arrabbiatissimo perché anche per lui è il quarto fallo, così come per Mitchell Watt in precedenza. Dicevamo il momento difficile per l'Umana Reyer dopo aver toccato il vantaggio proprio sull'asse De Nicolao Watt, la schiacciata del 70-68. Adesso c'è il libero del tecnico per Nedovic e poi la rimessa per Milano con Nemanja Nedovic, sta aspettando il pallone, sta parlando con Tonut mentre sì, giustamente tecnico, come fa segno Nedovic, vuol dire un tiro libero, poi vuol dire rimessa dal lato del campo perché non c'è stato fallo di De Nicolao ma solo l'infrazione tecnica. Tiro libero a segno intanto per Nedovic, rivediamo ancora Nedovic che si sbraccia effettivamente su De Nicolao, aveva tutte le ragioni in questo mondo De Nicolao di lamentarsi. Comunque questa è stata la decisione arbitrale e vuol dire più 5, palla in mano per la formazione di casa con Nedovic che ci prova da 3 punti e mette anche la tripla. Parziale di 10-0 aperto per Milano e time out per l'Umana Reyer perché rischia di scappare del tutto la partita con questo 10-0, ripeto, dal +2 siglato da Mitchell Watt. Sono trascorsi appena 2 minuti ma Milano, trascinata in particolare proprio da Nedovic e in precedenza da Tarceschi, è volata fino al 78-70. Milano che non aveva un margine simile dal primo tempo, dal 47-38, +9 in quel caso segnato da Burns, adesso 78-70. Occorre un'altra reazione d'orgoglio da parte dell'Umana Reyer, c'è tutto il tempo per farlo perché mancano meno di 5 minuti ma sono quasi 5 minuti, 4:50 da giocare al Mediolanum Forum e l'Umana Reyer ha già dimostrato più volte, queste le statistiche intanto di tiro che sono abbastanza simili, leggermente meglio Milano in tutti i
fondamentali, parità anche per gli assist, ma dico solo leggermente meglio Milano, e da queste piccole percentuali vengono fuori gli 8 punti di vantaggio per Milano. Dicevo, Lumana Reyer ha dimostrato più volte in questa partita di avere l'atteggiamento, la grinta, il carattere giusto per contrastare la corazzata del campionato. Bisogna dimostrarlo anche in questo finale. Si riparte dunque dopo il time out con il possesso nelle mani di Marquez Haynes. Il capitano porta avanti l'azione per Lumana Reyer, chiede palla Biliga, che è l'ultimo a toccare sulla difesa di Vlado Mitsov. Seconda palla persa nel quarto per Lumana Reyer. Vediamo ancora Biliga poco convinto di essere stato l'ultimo a toccare, perché il tocco c'è stato da parte di entrambi chiaramente. Eccola qua il dato delle palle perse, con Milano che ha ancora il pallone in mano per ritornare addirittura alla doppia cifra di vantaggio, e va a cercare ovviamente Nedovic, che è caldo, lo insegue Tonut. Nedovic sbaglia però un facile appoggio, Tarceschi tocca e non riesce a recuperare il pallone. Buon per Lumana Reyer, che va dall'altra parte con Stefano Tonut. L'attacco dell'Umana Reyer ancora sul perimetro con Mitchell Watt, difesa di Milano che regge. Watt ritornato in campo e porta a casa il fallo di Tarceschi. Quarto fallo di Tarceschi. Watt che di falli ne ha 4, ma ovviamente essendo uno dei giocatori più in palla dell'Umana Reyer non può aspettare per rimetterlo in campo coach Walter De Raffaele. Quarto fallo di Tarceschi, terzo di squadra per Milano, 4-0-8 dalla fine, 8 punti da recuperare per l'Umana Reyer, e vedremo come andrà a finire quella che comunque è una partita che darà delle convinzioni all'Umana Reyer nei propri mezzi. La rimessa, l'attacco di Watt che scarica direttamente in parterre. Qui ha preteso troppo dai suoi mezzi il centro oro granata. Arriva una palla persa sanguinosa per l'Umana Reyer, e Milano toglie Tarceschi e mette in campo Brooks. Dunque Tarceschi con 4 falli va in panchina e si gioca un centro atipico coach Pianigiani, non Omic ma Brooks, con però il possesso ancora per l'Umana Reyer, che invece ha rimesso in campo Stone al posto di Marquez Haynes. Vlado Mitsov prova ad attaccare Day, penetra, scarica Brooks, partenza incrociata, tiro dalla media sulla difesa di Stone, la lotta a rimbalzo premia l'Umana Reyer, che con Stone serve Tonut, ci prova da 3 punti, anzi no, lo scarico per Watt che in qualche maniera mantiene il possesso, poi va Bramos, la tripla di Michael Bramos. Per ora i suoi punti sono mancati, vedremo se arriveranno in questo finale. Intanto c'è la tripla che torna a muovere il punteggio per l'Umana Reyer dopo oltre 3 minuti di gioco. 7 punti per Bramos, che si è preso anche pochi tiri a vedere le statistiche, grande impegno soprattutto in difesa, ma intanto è meno 5 l'attacco di Milano con Cinciarini per Mitsov. Attenzione a Mitsov, è da 2 punti il canestro, ma risponde subito a Michael Bramos, ritorna più 7 Milano e mancano 3 minuti alla fine della partita. Stefano Tonut, anche lui deve tornare sui livelli del primo tempo. Watt, un po' fermo l'attacco, servito Austin Day, marcato da Mitsov, si fa largo Day, scarica per Watt, ancora Mitchell Watt, è lui in questo momento il terminale offensivo dell'Umana Reyer, oltre alla tripla ovviamente di Bramos. Intanto è meno 5, 2:44, c'è ancora il tempo per rimontare, ma bisogna difendere forte assolutamente. L'attacco nelle mani di Brooks, poi Nedovic che scarica per Brooks, piedi per terra, la tripla di Brooks va a segno. 2 minuti e mezzo, 8 punti, è una montagna quella che ha davanti l'Umana Reyer, deve però continuare a giocare, continuare a crederci. Julian Stone, spalle a canestro, marcato da Nedovic che ha 3 falli, dentro e fuori per Tonut che scarica ancora per Watt, il tiro di Mitchell Watt, monumentale prova di Mitchell Watt che tiene a 2 possessi, sia pur pieni il ritardo dell'Umana Reyer quando ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti della partita. Brooks, il consegnato per Mitsov che parte, marcato attenzione da Watt che di falli ne ha 4. Mitsov guadagna il centro dell'area, c'è un'infrazione di passi e attenzione il tecnico per De Raffaele, un'infrazione di passi clamorosa di Vlado Mitsov, non sanzionata. Arriva la beffa del tecnico a coach De Raffaele, vedremo adesso il replay. È pronto a rientrare
Andrea De Nicolao, ma mi sembra che l'infrazione di passi sia evidente. Ancora si lamenta giustamente coach Walter De Raffaele. Esce Stone, rientra De Nicolao nonostante i 4 falli. Rivediamo ancora Brooks per Mizov, marcato da Watt, che si interrompe perché c'è il tiro libero di Nedovic per il tecnico. Ripeto, l'infrazione di passi è arrivata dopo ed era secondo me evidente. Il libero di Nedovic è 1, ne vuole anche di più Nedovic, ma ovviamente il tecnico. Ecco qua, vediamo Mizov con il palleggio, arriva e c'è un'infrazione di passi clamorosa non fischiata, e ancora una volta aveva ragione a protestare il coach Walter De Raffaele. 7 punti di ritardo, 1:44, 100 secondi, attenzione a Nedovic, e c'è il fallo di Mitchell Watt. Quinto fallo di Mitchell Watt, ennesima tegola sull'Umana Reyer, 1:42 da giocare. La montagna si fa ancora più alta per l'Umana Reyer, con Mitchell Watt finisce la partita. Bello il gesto di Brooks che va a scambiare il 5 con l'avversario, assolutamente protagonista Watt, che va incontro a Nedovic, e Nedovic va in lunetta, segna il primo. Milano è a +8 e avrà un altro tiro libero tanto dura. In 102 secondi segna anche il secondo ed è 9 di vantaggio per l'Armani Exchange. L'attacco dell'Umana Reyer ha rimesso in campo Andrea De Nicolao. C'è Dei dal numero 5, De Nicolao accelera, penetra, scarica, Dei per Tonut, la tripla aperta, va a segno Stefano Tonut, e tiene aperta la fiammella della speranza dell'Umana Reyer, che va a pressare, e qui c'è un fischio ancora con mani nei capelli di Stefano Tonut, perché attenzione, è il quinto fallo di Andrea De Nicolao appena rientrato. Rivediamo la rimessa di Nannali per Cinciarini, potrebbe starci un po' al limite. Comunque il fischio è arrivato, 2 tiri liberi per Cinciarini, rientra Marquez Sainz per l'Umana Reyer al posto di De Nicolao. Partita finita anche per De Nicolao, 2 dei principali protagonisti, Watt e De Nicolao, hanno finito la partita. Ma Cinciarini sbaglia il primo tiro libero, tiene aperta ancora la speranza per l'Umana Reyer. Intanto Watt dice a De Nicolao di stare zitto per evitare un ulteriore tecnico. Secondo libero per Cinciarini, che sbaglia, e dunque non paga dazio l'Umana Reyer, che corre dall'altra parte con Marquez e Haynes. Ultimo minuto e mezzo scarso. Haynes per Dei, linea di fondo. Austin Dei riapre per Michael Bramos, è la sua mattonella, è la sua tripla. Umana Reyer a -3, 2 triple di Tonut e di Bramos. Adesso c'è il time out di Milano, 1:18. Lo avevamo detto in tempi non sospetti, il basket è questo, mai dire mai. L'Umana Reyer era sotto di 9 punti e poi è arrivato il quinto, meglio, era sotto i 9 punti sul quinto fallo di Mitchell Watt a 1:42 dalla fine. Poi è arrivato anche il quinto fallo di De Nicolao, ma le triple di Tonut e di Bramos e lo 0-2 dalla lunetta di Cinciarini hanno permesso di continuare a sperare. Diciamo che ancora la partita è nelle mani di Milano, che avrà il possesso con 1:18 da giocare dopo il time out richiesto da Pianigiani, ma c'è ancora speranza, diciamo così. Una partita che ha visto veramente succedere di tutto sul parquet. 5 falli di De Nicolao, 5 di Watt, 4 di Tarceschi. Dall'altra parte non sono altri giocatori vicini alle 5 infrazioni sul parquet, ma siamo a 1:18 dalla fine della partita, dunque a questo punto ci starebbe anche qualche altra uscita per falli, anche se Tarceschi difficilmente sarà sul parquet in questo finale. Ecco qui, bel gesto da parte della panchina, dimostra come l'Umana Reyer continua a crescere, il resto fa bene. Michael Bramos si è acceso nel momento decisivo, 2 triple negli ultimi 2 minuti di gioco. Poi c'è anche la tripla di Tonut ed è -3 con Vlado Mizov incaricato della rimessa. Ritorna in campo anche Nannali per Milano, che ha il pallone nelle mani di Nedovic. È stato lui a siglare il parziale a favore dell'Armani Exchange in questo quarto. L'attacco che ovviamente va a sfruttare tutti i secondi a disposizione per Milano. Nedovic marcato da Bramos, si avvicina al ferro, il tiro di Nedovic, la palla che si incastra sul ferro, la freccia di Umana Reyer. 1 minuto di gioco, ritorna in possesso di palla l'Umana Reyer, ancora un briciolo di speranza in più. Vedete la freccia come dica che la palla è bianca,
e la rimessa che va nelle mani di Marquez Haynes per costruire un attacco per l'Umana Reyer, per riavvicinarsi o per cercare addirittura di pareggiare in caso di canestro da 3 punti. Ovviamente marca il perimetro Milano. Austin Day, il gancio a segno marcato da James, -1 Umana Reyer, 47 secondi, possesso di Milano, che ancora una volta gioca con il cronometro, con Mike James, Nedovic marcato da Tonut che riesce a reggere, poi è Mitsov con il blocco di Brooks, ancora Mitsov con lo sfondamento ai danni di Michael Bramos e torna in possesso di palla l'Umana Reyer. 30 secondi, 3 decimi, che difesa dell'Umana Reyer. Bramos fuori dallo smile, subisce lo sfondamento, torna in possesso di palla l'Umana Reyer. Un punto da recuperare, 30 secondi da giocare, è il basket. È la partita che sembrava chiusa può riaprirsi, addirittura può tornare in vantaggio l'Umana Reyer. Vedremo come deciderà di attaccare con Marquez Haynes, il blocco di Austin Day che riceve, finge la tripla, può bastare anche un canestro da 2 punti a questo punto per l'Umana Reyer. Rimane con gli accoppiamenti difensivi sfalsati Milano, servito Austin Day, marcato da James, il movimento di Austin Day, l'errore, la lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccare credo sia Michael Bramos e dunque la rimessa sarà per Milano. Day ha fatto bene, intanto si va a controllare come è giusto che sia sull'instant replay, ma mi sembra che l'ultimo tocco sia stato proprio di Michael Bramos. Rivediamo l'errore di Day, la lotta a rimbalzo, Nannali e poi sì, il tocco di Michael Bramos. 9 secondi e mezzo, la rimessa sarà per Milano. Vedremo se l'Umana Reyer presserà, riuscirà a spendere un fallo. Diciamo che comunque, l'avevamo già detto in una fase precedente, comunque vada a finire, viene confermata la rimessa a favore di Milano, comunque andrà a finire, l'Umana Reyer ha la convinzione di essere al livello di Milano. Ovviamente Milano è più forte, ma l'Umana Reyer può giocarsi. Intanto vediamo comunque 9 secondi e mezzo. Nel basket può succedere veramente di tutto. La rimessa nelle mani ovviamente del professore, di Vlado Mitsov, per servire un compagno sul pressing dell'Umana Reyer. Lancia Mitsov il pallone che però è troppo lungo e la palla è recuperata dall'Umana Reyer. L'ultimo possesso della partita è per gli Oro Granata con Julian Stone, lo scarico per Day che va su, attacca il ferro, l'errore, ma c'è il tap-in di Michael Bramos. 2 decimi da giocare, parziale di 10-0. L'Umana Reyer è avanti al Mediolanum Forum. Incredibile quello che sta succedendo in questa partita, già incredibile di per sé. Rivediamo come la rimessa clamorosamente sbagliata da Vlado Mitsov, poi la penetrazione di Day che appoggia il tabellone, da dove viene fuori Michael Bramos che riesce ad anticipare Mitsov. C'erano solo maglie rosse a rimbalzo, è spuntata la maglia bianca di Bramos. Rivediamo da questa inquadratura come acceleri Stone, vada su Day, l'appoggio al tabellone non va, Bramos una tempistica perfetta per appoggiare al tabellone il canestro del sorpasso, il canestro del parziale di 10-0 per l'Umana Reyer che è in vantaggio. E chi avesse visto soltanto questi ultimi 102 secondi non ci crederà. Era 86-77 con il quinto fallo di Mitchell Watt, poi il quinto fallo di Austin Day. Insomma, una partita che sembrava sfuggita alle mani dell'Umana Reyer, capace di rimetterla in piedi partendo dal -17 del primo quarto. Era -8 con pochissimo da giocare e Michael Bramos, che ha fatto una partita un po' in ombra dal punto di vista realizzativo, è venuto fuori negli ultimi 3 minuti e mezzo. 2 triple e il canestro che in questo momento sigla il +1 Umana Reyer. E qui il recupero grandioso da parte di Julian Stone, ma la rimessa ultimi 2 decimi, ovviamente non può prendersi un tiro, deve cercare un tap-in. La Armani Exchange, la palla nelle mani di Mitsov, la rimessa e c'è Bramos tocca il pallone. L'Umana Reyer espugna il Mediolanum Forum che quest'anno non era mai stato espugnato da nessuno. Dopo quasi un anno cade in casa a Milano e lo fa per mano dell'Umana Reyer, per mano di Michael Bramos, giustamente inquadrato in questo momento. È lui il protagonista di questo 87-86 che non permette all'Umana Reyer di ribaltare la differenza canestri, ma obiettivamente chi se ne frega a questo punto. L'importante è aver vinto una partita che dà all'Umana Reyer la convinzione nei propri mezzi. Milano è sempre lì, +4 con il doppio confronto favorevole, ma l'Umana Reyer è al secondo posto ed è la seconda forza del campionato. Lo ha detto, la sfida alla dominatrice della Serie A.
Grazie ad Alberto Minazzi e grazie ancora dal Mediolanum Forum. Ci risentiremo per le prossime partite dell'Umana Reyer vittoriosa sul campo dell'Armani Exchange per 87-86.